Palio di Feltre, 47esima edizione, è stata la sala dell'Istituto di Santa Maria di Aquiro del Senato della Repubblica, che ha dato il proprio patrocinio alla manifestazione, ad ospitarne a Roma la presentazione a livello nazionale. A volere per il Palio questo ampio respiro, da bellunese, è stato il presidente della Commissione Turismo, Agricoltura e Industria del Senato. È importante il patrocinio che proprio il Senato ha voluto dare, simbolo patrocinio, e le medaglie poi da dare ai volontari quest'anno, proprio perché il Palio ha voluto mettere assieme passione e comunità, e quindi ringraziare i tanti volontari. Per me è un onore accogliere qua una cosa così caratteristica ma così importante, che è appunto identità, passione e comunità. È ormai quasi mezzo secolo che il Palio affascina il pubblico, che si affolla soprattutto in Pra del Moro, una manifestazione di notevole impatto turistico per tutto il territorio, resa possibile proprio e solo dal grande numero di volontari che vi si dedicano in ogni sua necessità. Un'emozione, ma direi soprattutto un onore per noi, ma per tutti i volontari, il cui lavoro è fondamentale nella realizzazione di questa che è la principale manifestazione non solo di Feltre ma di tutto il territorio, anche per la pregnanza a livello sociale e comunitario. Quest'anno il programma dell'evento è davvero di rilievo nazionale e internazionale per le tante partecipazioni, dal pista del drappo Marinella Senatore alla comunità locale che ha dato prova di sé in varie modalità, fino alla presenza di nuovo del 4° reggimento a cavallo dei Carabinieri, che onorano appunto la forza di una comunità, la passione che esprime una comunità, quella di Feltre, del Feltrino, della provincia di Belluno. E dopo il Senato della Repubblica sarà la volta della Regione Veneto. Una seconda presentazione del Palio è infatti prevista per la prossima settimana a Palazzo Balbi. La manifestazione avrà inizio sabato 26 luglio con una presentazione cittadina in Piazza Maggiore, per concludersi domenica 2 agosto con la tradizionale e spettacolare corsa dei cavalli in Pra del Moro, che anche quest'anno sarà trasmessa in diretta da Antenna 3 Nord-Est.